Euroregione News. Udine Estate 2020. Grandi spazi per l'arte in sicurezza. Tra le proposte più interessanti dell'estate udinese c'è la serie di Giovedì nella Loggia del Lionello, sino al 30 luglio, e venerdì 31 luglio ai Rizzi con Arianna Romano di Espressione Est. Allora, noi ogni estate proponiamo sempre al comune le nostre creazioni. In particolare quest'anno abbiamo pensato di fare qualcosa che si adattasse alla circostanza, quindi delle letture sceniche con musica dal vivo, proiezione di immagini, azioni sceniche, insomma tutte cose covid free, diciamo, senza troppi attori e movimenti. Perché comunque facciamo sempre questo genere di cose al di là della prosa, degli spettacoli. Allora, noi in genere facciamo un corso di teatro annuale che culmina con uno spettacolo, però in tutte le circostanze in cui ci viene richiesto, non lo so, notte dei lettori, inaugurazioni, serate, particolari eventi nei locali, così creiamo appositamente anche delle piccoli spettacoli che possono andare bene per la situazione. Quest'anno facciamo 3 giovedì sotto la Loggia del Lionello alle 20, proprio prima del jazz, diciamo che facciamo il gruppo Spalla e facciamo appunto queste letture sceniche che sono pezzi presi dalla letteratura con l'aiuto di Rocco Burtone di Musicisti Tre Venezie che suona dal vivo. Allora, una l'abbiamo già fatta giovedì scorso ed era appunto presa dagli esercizi di stile di Queneau. Questo giovedì facciamo una particolare elaborazione dal Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare, naturalmente solo alcune scene, che verranno lette nel Middle English, cioè l'inglese del 600, più la traduzione in friulano e naturalmente in italiano. E poi c'è l'ultima serata, il 30, che sarà invece una storia sulle tradizioni popolari e l'antropologia culturale del Friuli, quindi tutta la mappa dei personaggi mitologici del Friuli che conoscono, diciamo, le persone che si intendono di questo argomento. E poi ce n'è uno che non sarà alla loggia, ma sarà venerdì 31 al Circolo Nuovi Orizzonti dei Rizzi, perché comunque anche con loro collaboriamo e comunque ci interessava anche portare una cosa nei quartieri. Quindi quella lì sarà un cortometraggio fatto da Ilaria Valli Produzioni, che è un'associazione che si occupa di cinema, che ha fatto un lavoro sulla praticamente la toponomastica di Udine, quindi raccontando chi erano i personaggi che danno i nomi a molte vie di Udine. Beh, diciamo i capofila siamo noi di Espressione Est e tutti i ragazzi della compagnia Andescenze che comunque si prestano molto volentieri a fare tutte queste cose. Vabbè, il comune in primis, perché quest'anno in particolare si è molto dato da fare per riuscire a creare lo stesso il calendario di Udine Estate, che insomma non è poco, non c'è mica in tutte le città in quest'anno, e naturalmente sì, le associazioni partner, quindi le Musicisti Tre Venezie, Ilaria Valli Produzioni e il Circolo Nuovi Orizzonti. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.